5 notizie dalla Liguria, da Ponente a Levante. È stato inaugurato a Giustenice il primo dei 2 nuovi plessi del polo scolastico comunale. L'intervento complessivo, dal valore di oltre 4 milioni di euro, prevede la realizzazione di 2 nuovi edifici, uno destinato ad asilo nido e sezione primavera e uno dedicato a scuola d'infanzia e scuola primaria. Oltre 1 milione di euro del Fondo Unico Nazionale per il Turismo verrà destinato per migliorare la ricettività turistica dei parchi della Liguria e rendere ancora più attrattivi i sentieri che richiamano annualmente migliaia di turisti appassionati di outdoor. È stato inaugurato il rinnovato impianto sportivo Roberto Piombo nel comune di Cicagna, in Val Fontana Buona. L'intervento di riqualificazione ha comportato un investimento complessivo di 537.000 euro. Entro marzo 2026 verranno completate le aperture di tutte le case della comunità previste in Liguria. Non semplici poliambulatori, ma luoghi di cura dove equip multiprofessionali lavorano insieme per seguire i pazienti nel tempo, limitando così gli accessi in ospedale. Si è concluso l'iter istitutivo della zona logistica semplificata della Spezia. Sarà operativa per 7 anni e porterà semplificazioni amministrative e burocratiche in grado di creare condizioni favorevoli allo sviluppo di nuovi investimenti. Queste erano le 5 principali notizie di oggi. Seguiteci sui canali ufficiali della Regione Liguria.